Ci siamo trovati di fronte a due soggetti esagitati, barricati in un garage, che minacciavano di far esplodere un palazzo con del gas, che in effetti poi non abbiamo trovato. Siamo riusciti dopo diverse ore di trattative a mettere in sicurezza la situazione, sostanzialmente arrestandoli e bloccandoli. Sono le 19:35 quando al comando di Feltre arriva la telefonata di una donna, dice che l'ex compagno si è presentato alla sua porta minacciando di buttare giù tutto. Quando i militari arrivano sul posto, l'uomo trentenne con un amico 27enne si barrica nel garage delle pertinenze del condominio. Qui va in scena il delirio, i due pesantemente alterati dall'alcol e forse da qualche farmaco cominciano a minacciare i carabinieri dicendosi pronti a far esplodere delle bombole del gas. Nel frattempo arrivano i vigili del fuoco e da Belluno il negoziatore. A Feltre si portano anche gli uomini del 4° battaglione Veneto Venezia Mestre. Viene evacuato l'appartamento sopra il garage e la trattativa va avanti per ore. I due estraggono anche una pesante balestra dalla quale viene scoccato addirittura un dardo. Poi rivolgono ai militari una pistola, solo poi si scoprirà che è ad aria compressa. I carabinieri guidati dal comandante Innelli decidono di usare spray al peperoncino e si aiutano anche con la manichetta di un estintore. Dopo 5 ore i due vengono braccati, il più alterato continua a scalciare, un colpo parte anche verso lo stesso comandante. Sostanzialmente nessuno ha riportato danni fisici, né noi né loro, quindi abbiamo utilizzato gli strumenti nei confronti di un'azione violenta che stavamo subendo, siamo riusciti a utilizzare gli strumenti il meno violenti possibili, tant'è che nessuno ha riportato assolutamente danni fisici, se non l'irritazione momentanea degli occhi dello spray a peperoncino che abbiamo utilizzato, ma comunque un effetto assolutamente temporaneo.